Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, bentrovati con Penalty, ancora una volta per parlare di calcio dilettantistico siciliano il giovedì sera a partire dalle 20:30. In questa puntata, prima parte dedicata alla Coppa Italia di Serie D e di eccellenza, mentre invece nella seconda parte si continuerà a parlare ancora di Coppa, ma con la Coppa Sicilia di prima categoria e la Coppa Italia invece del campionato di promozione. Partiamo subito con la Serie D, eccola qua la schermata dei risultati, con la vittoria del Martina nei confronti dell'Enna, quindi eliminazione per quanto riguarda la squadra siciliana. Dodicesimo successo di fila in stagione per il Martina, che batte anche l'Enna ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al gol di Mancini. Nel 4-3-3 di Pizzulli spicca la Monica al centro dell'attacco, 3-5-1-1 invece per i siciliani dell'ex Rotonda Pagana. Al quinto gli ospiti sfiorano il vantaggio, il filtrante di Cristiano pesca perfettamente Cardore, che però a tu per tu con Figliola sbaglia e conclude al lato. Ottimo il palleggio dell'Enna, che però soffre le incursioni in contropiede del Martina. Al 36esimo Simeoli ferma la Monica al limite dell'area di rigore, intervento quantomeno dubbio quello del portiere ospite, ma l'arbitro lascia giocare. Allo scoccare del 45esimo si aprono le marcature al Tursi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Mancini calcia forte ed insacca alle spalle del portiere avversario, secondo gol in stagione per il terzino classe 2003. Il primo tempo termina con il Martina avanti per 1-0. Al quarto della ripresa Cafagna tenta la gran botta da fuori ma spara a salve e conclude 6 alto. Passano 2 minuti ed un altro episodio dubbio vede protagonisti la Monica e Simeoli. Il contatto è falloso ma a detta dell'arbitro è stato il 9 locale a commettere l'irregolarità. I trani vicini al raddoppio al 67esimo, contropiede di Silvestro che appena entrato calcia e trova la respinta di Simeoli. Poi D'Agata si rifugia in corner. Sugli sviluppi del tiro della bandierina non è fortunato Perrini. La gara si innervosisce, più ammonizioni che palle gol nella seconda frazione di gioco, ma i padroni di casa di gol basta quello di Mancini. Il Martina vince ma non fa più notizia. Alle semifinali Pizzulli troverà il Guidonia. Si sono giocate anche le partite di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia del campionato di eccellenza, eccola qua la schermata. Guardiamo adesso a seguire il rullo con le due partite che si sono disputate mercoledì. Sono stati 180 minuti intensi, giocati bene e quel minuto lo vedo come quel particolare, quell'episodio breve che può cambiare l'esito di una semifinale. E devo dire che in entrambi i casi sono andati a nostro favore. Siamo stati bravi a farli andare a nostro favore perché i ragazzi nei 180 minuti sono stati molto attenti, sono stati concentrati, hanno disputato 2 partite importanti. È vero che le 2 partite sono state decise da 2 episodi, ma se devo fare un'analisi, un resoconto oggettivo delle 2 gare, non credo di mancare di umiltà se dico che la mia squadra ad oggi merita questa finale, che è un traguardo clamoroso. Ci penseremo domani, ma credo che già ci penseremo già stasera, perché è vero, siamo arrivati ad una partita importante che è la finale di Coppa. La cosa importante è essere riusciti a tenere un passo importante in campionato, perché non nascondiamoci dal fatto che la Coppa ci ha tolto energie, ci ha tolto tanta forza e credo che ci ha tolto anche qualche punto in classifica. Però se sul piatto della bilancia metto la finale da giocare a Paternò, questi punti, questa energia, questa fatica la baratto volentieri perché è qualcosa di incredibile, perché il 27 luglio quando siamo partiti nessuno avrebbe mai scommesso che questa squadra si fosse trovata a 28 punti a una gara dal girone di andata, dalla fine del girone di andata e in finale di Coppa Italia contro lo Sciacca per decidere chi è la regina di eccellenza. Il mio compito, e lo dico sempre anche alla società, ai direttori, il mio compito è quello di migliorare i miei giocatori e questi ragazzi sono cresciuti. Io ti ringrazio per i complimenti,
ma io sono sempre dell'idea che quando vai a migliorare, a sviluppare, a evolvere l'individuo, poi per forza di cose la squadra ne avrà vantaggio. E questi ragazzi sono cresciuti. C'è chi è con me da 3 anni, quando abbiamo fatto 28 punti in promozione, e alcuni di loro adesso giocheranno una finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Alcuni ci sono dall'anno scorso, quando nessuno scommetteva in noi e abbiamo vinto i playoff regionali di promozione e fatto in campionato i punti che in qualsiasi altro girone ti avrebbero permesso di vincerlo il campionato. E oggi siamo qui. Siamo qui, la nostra bravura è stata quella di scegliere, perché ti posso garantire che le mie idee erano le stesse 3 anni fa, quando mi salvavo in promozione. Sapevo che per continuare per quell'idea dovevamo scegliere i giocatori giusti e la nostra forza è stata questo. Se mi permetti, questa finale la voglio dedicare però a tutti coloro che magari vivono un po' nell'ombra e nella mia ombra, e questo mi dispiace, parlo del mio staff tecnico. Ringrazio Antonello Bonaventura, che è un preparatore atletico di altissima qualità, umana e professionale. Ringrazio il mister Baviera perché il lavoro che fa con i nostri portieri credo che sia davanti agli occhi di tutti. E ringrazio l'area medica, Paolo Duco e Paolo Barone, perché vi posso garantire, scusate l'espressione, ma si fanno un mazzo veramente enorme per permettermi di mettere ogni domenica i ragazzi in condizione di poter giocare, oltre alla società e ai 2 direttori che non mi fanno mancare nulla. No, l'importante era intanto arrivare in finale. Sono contento per il gruppo, per il mister, per la società, perché abbiamo incontrato una corazzata, il Vittoria. Penso che abbiamo meritato di passare il turno. Ripeto, abbiamo eliminato una squadra che è stata costruita per vincere. Ed è sempre bello giocare le finali, quindi ora ci godiamo questo momento e già da domani pensiamo all'ultima di campionato, che è la Leon Portese. È stata una giornata di sport, l'abbiamo visto tutti, una partita corretta, una partita, ripeto, che è stata sotto gli occhi di tutti, che equilibrata. Poi c'è stato un episodio che è stato il calcio di rigore e siamo passati in vantaggio, quindi ripeto, questo era un obiettivo di arrivare in finale, perché quando arrivi in semifinale sei là, quindi è giusto che alla fine poi l'obiettivo è quello di arrivare in finale. La soddisfazione è quello di aver eliminato una grande squadra, e da ex, perché come tutti sapete io l'anno scorso ero Vittorio, quindi ho cambiato, è una soddisfazione maggiore per me, perché abbiamo sfatato, ecco, l'Apolo ha sfatato un tabù che era dall'anno scorso che andava avanti. Siamo 4 mesi che il mister ci chiede tanto, noi diamo tanto, stiamo dando tanto, e questa squadra, questa società si merita tanto, e noi stiamo rispondendo fino adesso nei migliori dei modi. È un gruppo unito, ma non sono frasi fatte, questo è un gruppo che dà l'anima, dal primo all'ultimo, chi entra, chi gioca, chi non gioca. Vedi Gigi Ricca che era fuori, è il primo a sostenerci, e questa è la forza di questo spogliatoio, di questa squadra. Come ci diceva il nostro mister, siamo entrati nella storia di questa società, di questa squadra, e sono orgoglioso di essere il capitano e di portare questa città a Paternò. La semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Si riparte dal 3-1 per l'Unitas Sciacca. Pizzolato di testa contro Mistretta, la controlla ancora il portiere del San Vito, poi rilancia verso il centro del campo, il tiro da fuori di Caternicchia. Pallone per il San Vito che parte in contropiede, Cicala, palla al piede e sulla chance, calcia Cicala, all'ultimo lo va a fermare Caternicchia. Pallone per D'Amico, sale lo Sciacca, si allarga a sinistra, traversone in mezzo, difficile da trovare Mistretta, poi il tiro sopra la traversa di pochissimo di Aldo Genco. Punizione già battuta, a sorpresa Bulades,
Si lamenta un tocco con la mano, anche in questo caso si continua a giocare. Si ferma e poi riparte da capo regalando il pallone però a Mistretta, che da solo lo accompagna Erbini. Servito Erbini, c'è Awad, calcia lo stesso Erbini. Cicala profondo verso Bulades, di testa il colpo di Mercurio. La rilancia però verso il centro, Licata, controllo, non va ad attaccare lo spazio Spadaro, poi il tiro di Mustaccia e largo. Parte Licata, attraversa dopo la deviazione di Pizzolato. Cari, spazio, calcia da lì, Pizzolato! Cosa ha preso? Fricano in mezzo a Wa, di testa lontana. La prende Cicala, prova ad aggirare Aldo Genco. Mette in mezzo morbido, Cari, rovesciata. Fricano profondo a cercare Margaritini. In avanti c'è anche Cicala che gli fa rimbalzare il pallone all'avversario. Margaritini esce, Pizzolato, il gol di Facundo Margaritini, il secondo consecutivo. Può chiudere benissimo questa semifinale 1-0 a 5 dalla fine. Cari non può gestirla, De Santis si concede una Veronica, poi il tiro parato da Pizzolato, ancora viva. Pallone messo in mezzo da Fricano, ma è ufficiale, l'Unitas Sciacca approda nella finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Il San Vito saluta dopo un grande percorso. Si sono giocati anche gli ottavi di finale del campionato di promozione, eccola qua la schermata. Bagheria batte Gemini Calcio 3-1, Niscemi FC batte Gela 5-1, Messana 1966 batte Nuova Rinascita 5-1, Sant'Angiolese batte San Fratello Acquedolcese 2-0, Borgetto Giardinello batte Valderice 2-0, Acicatena Calcio batte Priolo FC 2-1, Regina Mundi batte Fulgatore 3-2 ed infine RSC Riposto che pareggia in casa contro il Santa Venerina. Archiviato il campionato con la fine del girone d'andata del sesto posto in classifica per la Cicatena e tempo di ottavi di finale di Coppa Italia. Avversario il Priolo, squadra in grande forma, reduce da 5 vittorie consecutive con dire da 9 gol fatti, nessuno subito e secondo posto in graduatoria in coabitazione col Megara. Primissime battute del match, rimessa lunga di Furnari, verso De Emanuele, fermato da Russo. Russo lo scarico su Giardina, Giardina non trova spazio e torna indietro. Verso il centrocampo, sbaglia il retropassaggio, ne approfitta Carbonaro. Carbonaro vola verso l'area di rigore. Carbonaro, il destro sul primo palo. Nino Carbonaro, dopo soli 3 minuti. La Cicatena è già in vantaggio col primo gol in maglia biancorossa del suo bomber in Coppa Italia. Subito il gol a freddo, il Priolo prova subito a reagire. Batte rapidamente un piazzato Puzzo verso la Mesa. Poi Ferla. Ferla, la conclusione di poco al lato. Romano mette in moto con le mani Calì sulla destra. Calì vede Basile, bella palla di prima di Basile che libera Sciuto nel cerchio di centrocampo. Sciuto sventaglia a sinistra dove c'è De Emanuele, grande stop col petto, poi la sterzata. De Emanuele alla conclusione, respinge Costa. Dalla bandierina va lo stesso De Emanuele, sul secondo palo verso Giacone, alto sopra la traversa. 33esimo, la Mesa riceve da Puzzo. Poi scodella dentro l'area di rigore a cercare Castrogiovanni, lo anticipa a Longo di testa. Cavallo arriva prima di Furnari. Cavallo sempre sulla destra, cerca il guizzo, il traversone, testa di Calì, alimenta l'azione Puzzo. Puzzo la rimette al centro verso Ferla, a contrasto con Basile che respinge col braccio e calcio di rigore per il Priolo. Rigore per il Priolo. Dal dischetto va Greco che spiazza Romano e riporta il punteggio in parità, e 1-1 tra Cicatena e Priolo. Buon momento per il Priolo, Giardina prolunga verso Ferla. Ferla prova a scavalcare Longo e accelera, lo ferma Giacone che però scivola, ancora Ferla il diagonale, fa la barba al palo. Greco per Puzzo, Puzzo pressato da Solimene, costretto ad andare indietro, sbaglia Puzzo, esce Genovese, contrasto con Carbonaro, fischio dell'arbitro ma è fallo di Carbonaro per il direttore di gara. Contrasto Genovese-Carbonaro.
fallo del numero 7 e cartellino giallo anche per Carbonaro. Ultime battute del primo tempo, rinvio lungo di Romano, a cercare De Emanuele, testa di Russo, poi lotta tra Sciuto e la Mesa, la vince Sciuto, De Emanuele in profondità per Carbonaro, Carbonaro il sinistro, Nino Carbonaro, micidiale, implacabile, la doppietta è servita, la Cicatena è di nuovo in vantaggio. E la ripresa il Priolo si butta subito alla caccia del pari, Puzzo, fermato da Calì, ancora Puzzo, scarico sulla Mesa, la Mesa per Ferla, Ferla il tacco, bene per Greco, grande parata di Romano. Rispondono subito dall'altra parte i catenoti, corner di De Emanuele, la palla passa sul secondo palo dove c'è Calì al volo, super parata di Genovese che con un grande riflesso riesce ad evitare il 3-1. Punizione nel cerchio di centrocampo per i biancorossi, la batte Giacone, nella zona di De Emanuele, la sponda di De Emanuele per Carbonaro col petto, Carbonaro incrocia col sinistro, blocca a terra Genovese. Minuto 65, la Mesa, braccato da Sciuto e Solimene che gli portano via il pallone, poi Strano alimenta l'azione e serve Solimene, Solimene allarga su De Emanuele, De Emanuele va all'1 contro 1, prova il tiro a giro, fuori bersaglio. Strano si desteggia bene, poi con la punta va da Basile, Giacone, riparte la Cicatena dalle retrovie, lancio lungo di Giacone, stavolta è fuori misura, sbaglia Carastro lo stop, ne approfitta Carbonaro, Carbonaro in aria, Carbonaro alla conclusione, stavolta non c'entra la porta. È tempo di sostituzioni per Mister Manca, fuori Arturo Strano, dentro Ranno e fuori Solimene, dentro Patanè. Assalto finale degli ospiti, Pandolfo riceve sulla destra, alza la testa, il cross sul secondo palo, Magnano la sponda, Greco il tiro, respinge Romano e poi Basile anticipa Ferla. 2 minuti alla fine, Ferla controlla male, poi Longo, Ranno prova a ripartire la Cicatena, Ferla ferma tutto, recupera la sfera, accelera ancora le ultime energie, scarico su Magnano, Magnano la conclusione, Romano gli dice di no. Ultima chance per la squadra di Porchia, dalla bandierina va a Pandolfo, mischia in aria, Greco sotto porta, ancora Romano che tiene il punteggio sul 2-1. Una vittoria preziosissima per la Cicatena che batte di misura un grande avversario e si mette in una buona posizione per conquistare la qualificazione al prossimo turno. La prestazione è stata ottima, il gruppo è sempre più coeso e l'identità di squadra sembra sempre più visibile. Ci vorrà un'altra partita fatta di attenzione, concentrazione e sacrificio per superare lo scoglio del ritorno in casa del Priolo di sabato prossimo, con la possibilità di giocare con 2 risultati su 3 e chiudere così nel migliore dei modi il 2024. Mandato in archivio il girone d'andata e tempo di ottavi di finale per la Coppa Promozione alla Comunale di Brolo. Va in scena la sfida d'andata tra Nuova Rinascita e Messana. Obiettivo prestigioso per la squadra di mister Cosimini che vuole chiudere al meglio il 2024. I giallorossi puntano al blitz esterno dopo aver eliminato nei turni precedenti Atletico Messina e Monforte San Giorgio Valle del Mela. Cercano invece un pronto riscatto i padroni di casa, terzultimi in campionato e reduci dal 2-2 contro la Valdinisi nello scorso weekend. Vediamo allora cosa succede a Brolo. Passano 4 minuti, il rinvio da parte di Ferrara, Barbera lotta col difensore, prende lo spazio per Rizzo, colpo di testa da Ventra, destro di prima intenzione, pallone che finisce in rete. 0-1 Messana, bastano 4 giri di lancetta agli ospiti per passare in vantaggio. Il gol è del capocannoniere del campionato Antonio Ventra. Al settimo ancora i giallorossi, stavolta da un tentativo di uscita errato da parte della Nuova Rinascita, parte il contropiede con Barbera che si beve il diretto difensore, entra in area 1 contro 1 col portiere, va a vanificare una ghiottissima chance. Minuto 15, il pressing della Messana si fa sentire, la Nuova Rinascita sbanda ancora una volta, qui Barbera sportellate col difensore, riesce a passare, si invola ancora una volta verso la porta ma c'è la chiusura da parte di Danilo Collorafi che è fondamentale per la Nuova Rinascita. Patti che ci prova al 17esimo, Mastrolembo vince 2 rimpalli a destra, bravo nella penetrazione, sfiora anche il palo col destro. 20esimo, il cross di Rizzo viene allontanato dalla difesa, arriva
di gran carriera Giuseppe Bonasera, che arma la conclusione col mancino di poco alta al 25esimo, e ancora la Messana che attacca, il pallone per Ferraù, la sventagliata a sinistra da Christian Barbera, punta l'avversario 1 contro 1 con Guzman che lo mette giù, e calcio di rigore per la Messana. È l'occasione per i giallorossi di portarsi sul +2 e non la spreca assolutamente Christian Ferraù, il pallone da una parte, il portiere dall'altra, e il secondo gol in giallorosso per Ferraù e anche la seconda rete consecutiva dopo quella realizzata a Villafranca nell'ultima giornata del girone d'andata. Nuova rinascita che cerca di rimanere in partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo i locali chiedono un tocco di mano, possibilmente di Giuseppe Bonasera, non viene però accordato dal direttore di gara. Si arriva allora fino al 35esimo. Tuccio attacca dalla destra per la Nuova Rinascita, cerca la combinazione con il compagno Paradiso che gliela restituisce alla perfezione. L'inserimento è altrettanto perfetto e il tocco a battere il portiere Ferrara per l'1-2. Si riapre improvvisamente la partita, ma la Messana in 7 minuti la richiude. Tentativo di tiro di Rizzo che diventa l'assist per Barbera, temporeggia l'attaccante, aspetta l'inserimento dei centrocampisti, arriva quello di Gargiulo che supera il difensore, mette dentro, arriva anche una deviazione fortunosa per il centrocampista, la quarta rete stagionale tra campionato e coppa. Ancora la Messana a rullo compressore quando siamo al 43esimo, azione che si sviluppa a destra con Ventra che riceve da Gargiulo, avanza Ventra, aspetta l'arrivo di Viscuso sul binario di competenze in classe 2007, se la porta avanti, va al cross Barbera, colpo di testa deviato da un difensore in calcio d'angolo. Minuto 46, secondo calcio di rigore conquistato dalla Messana. Ventra lascia a Rizzo, penetrazione dal vertice dell'area, questo tocco presunto tale del numero 10 bianconero vale il secondo penalty dei giallorossi dal dischetto. Barrizzo e va col pallonetto battendo per la quarta volta Elias Thomas Puzzo che non la prende benissimo, si avvicina alla panchina della Messana, ne scoppia un parapiglia che viene sedato dal direttore di gara e allora finisce così il primo tempo. La Messana conduce in casa della Nuova Rinascita Patti per 1-4, inizia la ripresa, i locali cercano subito la conclusione, quella di Tuccio viene deviata 2 volte, la seconda quella provvidenziale di Riccardo Ferrara. La Messana si rivede in zona offensiva al 52esimo grazie al lancio di Rizzo che pesca Barbera, conclusione col destro che va a scheggiare la traversa. Minuto 56, la Messana attacca con Gargiulo, la scucchiaiata per il neoentrato Anthony Arena che se la porta avanti, non conclude col mancino, cerca l'esterno destro favorendo l'estremo difensore avversario. Sul versante opposto occasione per la Nuova Rinascita Patti che si trova ancora Riccardo Ferrara sulla propria strada, ancora una volta era stato bravo Tuccio a liberarsi. Minuto 63, sul versante opposto la Messana continua a divertire e a divertirsi, pallone per Barbera, lo scarico a destra da Viscuso, il cross di prima intenzione dove Anthony Arena cerca la girata dopo il tocco di Puzzo ma la mette direttamente sull'esterno della rete. Calcio di punizione di Mastriani quando siamo al 65esimo, finisce direttamente sul fondo. Al 69esimo ringhie come la Messana che riconquista il pallone nella propria area di rigore con Viscuso che poi si invola, parte un contropiede clamoroso con Ventra incontenibile per i difensori avversari, in verticale trova Gargiulo all'indietro da Viscuso, aveva avviato lui in azione e la chiude per l'1-5 per il primo gol stagionale. La manita della Messana è servita in questa andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, il gol anche delle classe 2007 Leonardo Viscuso. Scatta così l'ora di Francesco Grifò, infortunatosi gravemente nella scorsa stagione e finalmente a disposizione della Messana che lo ha atteso sin dal primo giorno di ritiro. C'è spazio anche per il russo al posto di Ventra, non cambia però il copione, lanciato Arena a destra, tanto spazio per puntare l'avversario 1 contro 1, lo lascia lì, cerca la conclusione, un diagonale che viene toccato dal portiere e viene anche deviato dal palo. Una delle ultime occasioni della Messana, palla dentro per Barbera che la controlla bene, la mette giù, cerca un complicato palleggio, poi prova all'esterno, il pallone direttamente sul fondo. Battute finali al comunale di Brolo, c'è spazio anche per il classe 2007 Salvatore Sottile. Poco dopo la Messana cerca di partire in contropiede con il neoentrato russo che favorisce la corsa di Sottile a sinistra, anche lui brucia il diretto avversario, poi preferisce rallentare la sterzata, vorrebbe la conclusione Sottile che prova anche a passare, l'ultima chance è quella di Barbera, risponde Puzzo, non c'è più tempo però al comunale di Brolo. Finisce così la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia promozione. L'andata è della Messana che batte a domicilio la Nuova Rinascita 1-5. Sabato prossimo a Visconti la gara di ritorno. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima.
Torna alla Coppa Italia promozione ottavi di finale, RSC che sfida il Santa Venerina nel match di andata. Sarà una prima frazione piccante in quanto ad occasioni, minuto 3, recupero palla Santa Venerina e allora servizio per il taglio di Valenti che può incrociare col destro, conclusione larga oltre lo specchio. Sempre gli ospiti più avanti a manovrare, qui gioco a 3 con Valenti che libera il compagno dentro area, doppio passo e tiro debole, respinto da Calabretta. Al 16° però arriva il primo affondo RSC, Guerra parte come un treno, serve Fisichella che punta all'uomo, sterzata top class e poi cross perfetto per Marraffino che a porta vuota non può sbagliare e fa 1-0. L'ha sbloccata la RSC, è tornato Leo Marraviglia, 7° centro stagionale, ma azione spaziale di Fisichella. Poco dopo altra azione ben costruita sempre da destra e Guerra stavolta a pescare Cerra al limite sinistro largo dell'otto biancazzurro e prima frazione che termina così. Nella ripresa però il primo colpo lo sferra il Santa Venerina, qui Orofino stoppa male questo lob di Palazzolo, poi Borzi si inventa questo capolavoro qui, gol stratosferico di Orazio Borzi, il più classico dei gol dell'ex e 1-1. Più avanti ci provano ancora gli ospiti, qui grande azione centrale e tiro dalla lunga distanza, facile, Calabretta in presa. Poco dopo combinano Palazzolo e Valenti sulla sinistra, cross di quest'ultimo e mezzo, azione confusa e tiro debole. In finale prova allora a sfondare Musarra per la RSC, non trova però il varco il numero 10, pallone respinto, interviene Polisi a rimorchio. Destro in equilibrio, precario, sfera oltre lo specchio. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi e 1-1 tra RSC e Santa Venerina. Sarà il match di ritorno a stabilire chi proseguirà il cammino in Coppa. Christmas! Dal Pino Buongiorno di Caltagirone per raccontarvi questa sfida di andata dell'ottavo di finale di Coppa Italia promozione che vede di fronte il Niscemi e la Vigor Gela. Occhio che si invola Garuffi davanti al portiere, super portiere, tende a terra e c'è calcio di rigore. È evidente il fallo commesso da Mangione alla battuta Tomaino, gol, spiazza al portiere, da una parte il pallone, estremo difensore dall'altra, il Niscemi passa in vantaggio al primo minuto di gioco con questo calcio di rigore trasformato da Piero Tomaino. Questa è una novità comunque. E alla fine la Vigorgela, attenzione che può ripartire in contropiede con Deoma che si presenta davanti a Pizzardi e Pizzardi che compie una parata provvidenziale, sta per partire Tomaino, parte Tomaino, pallone che finisce di poco sopra la traversa, ce n'è andato vicino. È la quarta volta che vediamo un'azione a 3 con passaggi ravvicinati che direttamente arriva in porta. Attenzione che qua la parabola è beffarda, c'è la possibilità del pareggio e poi sbaglia clamorosamente. Ancora Mamadou prova a liberarsi di un avversario, pallone in mezzo a Boyang e c'è la traversa colpita da Floridia, occasione gol per il Niscemi al 31esimo. Ancora calcio d'angolo, pallone in mezzo, parata distinto da parte di Mangione. Toni Parisi prova a liberarsi di 2 giocatori, ancora Parisi, se ne va Parisi, attenzione a Deoma che si presenta davanti a Pizzardi e qui va a sbagliare in maniera incredibile, altra occasione gol. Ci sarà questa rimessa laterale che viene battuta da Wolli, Tomaino, il tiro di Tomaino, gol, bellissimo gol di Piero Tomaino al 19esimo della ripresa, al 64esimo Piero Tomaino trova lo spazio per indirizzare il pallone in porta, pallone che colpisce il palo interno e si insacca, Niscemi 2, Vigorgela 0. Ancora Diò, al calcio di Diò, si libera di un giocatore, Mamadou Diò termina a terra
e c'è il calcio di rigore per il Niscemi. Sta per partire Tomaino, parte Tomaino, aveva toccato Mangione, ma il pallone è ugualmente entrato, pallone a mezza altezza forte. Molti spazi ci sono nell'area piccola e qui c'è il gol del 3-1. La difesa del Niscemi è rimasta un po' imbambolata e allora ha colpito Campanaro che di testa perfeziona il gol del 3-1 quando siamo giunti al 29esimo della ripresa. Ancora Dio, aggancia il pallone, ubriaca l'avversario, ancora Dio, pallone mezzo, gol del 4-1. Mamma tutto! 4-1, ma cosa ha fatto? Ha fatto un gol veramente pazzesco. Io non riesco più a trovare le parole per poter commentare quelle che sono le perle di questo giocatore. Napolitano si libera, Robertino ancora Napolitano può tirare, gol di Napolitano, 5-1, arriva il pocherissimo. Lo voleva fare e l'ha fatto. Napolitano ci teneva tanto. E allora al 90esimo arriva il 5-1 di Napolitano. Finisce qua il match. Il Niscemi ha battuto la Vigorgela 5-1. Oggi il primo tempo, anche se siamo passati in vantaggio subito, abbiamo rischiato parecchio. È stato bravo il nostro portiere Pizzardi a fare delle parate importanti. C'è da dire anche che oggi avevamo una linea difensiva tutta nuova, abbiamo dato spazio un po' ai ragazzi e devo dire che i ragazzi si sono comportati abbastanza bene, soprattutto nel secondo tempo. È una squadra che si diverte giocando a calcio e una nota che volevo registrare: oggi abbiamo avuto una difesa inedita, diciamo, che non avevano mai giocato insieme. I ragazzi hanno avuto un pochettino di piccola difficoltà all'inizio, ma poi mi sembra che si sono comportati egregiamente. Un'altra nota da sottolineare, volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi che veramente hanno dimostrato quelli che siamo e dove siamo arrivati, perché sono entrati già subito con l'atteggiamento giusto. A me questo è quello che interessa. Il mercato del Niscemi lo possiamo considerare chiuso oppure in uscita, sia in arrivo che in entrata, c'è ancora qualcosa che si può registrare nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane stiamo lavorando, non ti dico uscite al 99,9% non ce ne saranno. Stiamo vedendo di apportare un altro piccolo ritocco, vediamo se ci riusciamo, altrimenti siamo contenti e sono contento della rosa che siamo riusciti ad allestire quest'anno. Niscemi che vola insieme a Tomaino. Sì, oggi serviva fare una bella prestazione e l'abbiamo fatta. Al primo tempo siamo entrati un po' mosci, però al secondo tempo ci siamo rifatti e abbiamo vinto la partita. Fino ad oggi non avevo mai fatto una tripletta, avevo fatto doppiette, però tripletta no. E oggi per la prima volta mi porto un pallone a casa, che sarà un bel ricordo. L'ultima partita di questa stagione la giocherai nella tua Gela, che è un amore sicuramente innegabile che tu hai verso la tua città. E come sempre quando giochi a Gela tu ci tieni sempre a fare bella figura. Sì, vabbè, Gela per me è la mia città dove sono nato, quindi è particolare come partita. Penso che comunque andremo là e faremo sempre bene, una grande partita, perché noi siamo una squadra forte, siamo un bel gruppo e ci meritiamo tante belle cose, perché ancora la stagione è lunga e dobbiamo continuare a fare bene. Parliamo adesso della Coppa Sicilia riservata alle squadre di prima categoria. Guardiamo subito i risultati di questi ottavi di finale.
Con il rullo riguardante gli ottavi di finale della Coppa Sicilia di prima categoria, noi chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Noi ci vedremo direttamente giorno 25, giorno di Natale, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold per continuare a raccontare il calcio dilettantistico, in quanto domenica 22 le squadre di Serie D e di eccellenza scenderanno in campo. Appuntamento pertanto a mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi. Merry Christmas! Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Premio stampa al Pietro Anastasi, terza edizione. Da Caltanissetta arriva Alessandro Silverio. Beh, una bella soddisfazione anche professionale. Grazie, veramente non me l'aspettavo, è stato un premio prestigioso che accolgo con grande piacere, sono veramente soddisfatto, ringrazio voi, ringrazio te, insomma, siete stati molto, molto carini e diciamo che questi premi gratificano, no? Perché danno insomma ti danno un contributo per la carriera, una spinta a fare qualcosa sempre in più, a migliorare e questa è una grande soddisfazione sicuramente. È chiaro che quando parliamo di calcio facile pensare al calcio moderno, Anastasi appartiene decisamente ad un'altra epoca, però c'è rimasto qualcosa di lui, c'è rimasto la volontà, c'è rimasta la grinta, la determinazione per portare avanti anche una propria carriera. Sì, Pietro Anastasi è un esempio per tutti i calciatori. Oggi viviamo un calcio moderno dove si pensa soprattutto al guadagno, insomma.
però noto che molti si ispirano a calciatori come Pietro Anastasi, sono un esempio per la Sicilia. Adesso c'è stata la morte di Schillaci pure, si aggiunge purtroppo, però il ricordo e l'esempio per tutti i calciatori ritengo sia importante seguire un esempio come Pietro, che ha vissuto veramente momenti importanti con la nazionale, con la Juventus, ha avuto una piccola parentesi anche con l'Inter, però ritengo sia juventino. Sabina Rossi, una nomination come giornalista nel mondo dello sport, che tu comunque ultimamente stai seguendo con tanto fervore. Io sto seguendo con tanto fervore quel che è l'ambito calcistico in questo momento, però devo dire che io sono un'appassionata sin da quando ero piccolino, perché sai come, Ettore, tutti iniziano così, il nonno che ti porta allo stadio, poi il papà e poi così via dicendo, successivamente la tua vita si impregna di tutta questa calore sportivo e così Massimino, Gaucci, Pulvirenti, Siggi, insomma, e adesso Pelligra, e quindi ci arricchiamo di prospettive e di visioni diverse. L'importante vinca la sportività, e come dico io nella mia maniera, in maniera umoristica, perché io ci scherzo sempre un po' sopra, perché bisogna stare tranquilli, e ringrazio sempre Ettore Tortorici perché è sempre presente e attivo, non soltanto per ciò che riguarda le discipline sportive. Voglio fare un passo indietro nel tempo e tornare negli anni 70, lo so che poi in fondo non ti appartengono tanto, però è anche vero che Anastasi in quegli anni ha lasciato un segno indelebile. Devo dire che è stato un grande bomber, e tutti i siciliani, ma non soltanto tutti i siciliani, tutto il panorama nazionale ricorda Pietro Anastasi con calore, amore e affetto. Devo dire che ce ne sono stati poi successivamente tanti altri che non stiamo qui a ricordare, perché questa è una serata per stare insieme, goliardica, sportiva soprattutto, e soprattutto per stare insieme a Ettore Tortorici, che è the best. Anche in questa terza edizione non può certamente mancare Francesco Santocono, che accompagna un progetto ormai da un paio di anni dedicato al grande Pietro Anastasi. Conosci molto bene la sua storia, la sua famiglia, suo figlio Gianluca. L'emozione ogni anno è sempre la stessa, puntuale. I ricordi aiutano comunque a crescere ancora di più questo mito. Io non riesco a non emozionarmi quando sono dinanzi alla figura di un campione come Pietro Anastasi, che ha rappresentato la Sicilia in tutto il mondo, soprattutto ha rappresentato Catania e ha insegnato a tanti noi bambini all'epoca a conoscere il calcio e a diventare tifosi di calcio, in quel caso tifosi juventini, perché avevamo 6-7 anni e quindi lo vedevamo con la maglia bianconera e tutti quanti ci siamo innamorati. Era il simbolo di una Catania, di una Sicilia, di un sud che emigrava, che cercava fortuna all'estero e che c'era riuscito. E Anastasi va ricordato sempre. Di questo io personalmente apprezzo il tuo lavoro, ma tutta la città di Catania dovrebbe veramente esserti grata, perché è un simbolo della nostra città, inevitabilmente. Giampaolo Montineri, ma tu cosa c'entri con il premio Anastasi? Mi hai invitato tu, quindi per questo motivo sono qui, ma per me è infanzia. Per me sono arrivato dal Venezuela, ero 6 anni, 7 anni. Mio padre, che non vedeva l'Italia da tanti anni perché era uno degli ultimi emigranti, la prima cosa che mi ha portato e mi ha proiettato la domenica era la televisione, tutto il calcio minuto per minuto, era in bianco e nero ancora. C'era già Anastasi. C'era Anastasi, perché è proprio quello, e poi lui tifava Juve, quindi mi ha trasmesso questo bianco e nero, e quella squadra, quel periodo, lui mi dava quella idealizzazione degli uomini importanti che cambiavano l'Italia, non ti sto scherzando su questa cosa, e vedere quel Pietro Anastasi, vedere Tardelli, Bettega,
Forino, Causio, era una Juve di italianità, di appartenenza. E lì ho iniziato a tifare Juve e mi trovo qui perché, a parte che mi ha invitato, proprio per il discorso che quella fotografia hai postato, è vero che c'è colore attorno, ma è un bianco-nero di stile, di grande eleganza. Siamo con Giacomo Cagnes, giornalista sportivo e non solo, amante anche del calcio del passato. Siamo coetanei e sappiamo benissimo cosa combinò Pietro Anastasi sul finire degli anni 70 e buona parte inizio degli anni 80. È stato un mito per tutti i ragazzi che si avvicinavano al mondo del calcio, al di là della maglia che potesse rappresentare, perché siamo d'accordo, c'era lo Juventino Doc, no? E quindi c'era una parte di gioventù che tifava per la Juventus, l'altra per le altre squadre che andavano più per la maggiore. Devo dire che Anastasi ha rappresentato anche per me un momento molto importante, a parte che lo seguivo con piacere perché era un rappresentante della nostra terra verace, capace, diciamo sapeva mettersi in mostra, sapeva dare tutto il suo bagaglio sportivo che metteva a disposizione. Poi l'ho conosciuto anche di presenza, perché quando collaboravo con l'emittente nazionale ricordo che tra l'altro ci fu un momento di un battibecco, no? Ci fu una partita di Juventus Catania, io ovviamente parlavo molto del Catania, lui del Catania, ma era juventino, no? Infatti da lì nacque questo piccolo screzio, ma che fu un siparietto, diciamo. Un siparietto simpatico, mi disse proprio, ci tenne a precisare: guarda che Cagnes, io sono catanese, e questo io non lo metto in dubbio, però io scherzando dicevo sì, però sei anche juventino, e quindi insomma fu una cosa molto bella, divertente, però ripeto, un grande uomo, un grande personaggio, e si annovera tra quei grandi rappresentanti della nostra terra che hanno fatto veramente tanto. Artista a 360 gradi in uno spettacolo che non è soltanto l'arte della musica, ma l'arte anche del bel gioco. Anastasi rappresentava chiaramente una punta di diamante del gioco del calcio, faceva il centravanti di una nazionale che diventò anche campione d'Europa nel 68. Eman, una musica particolare che accompagna col tuo sound questo evento. Sì, oggi debutta, grazie a te, in questo bel contesto di premio giornalistico, debutta il mio secondo singolo, Sicula Samba. È il mio siciliano messo all'interno della musica latina, e quindi la sicilianità anche oggi viene presentata nella forma musicale, ma onorando Pietro Anastasi, siciliano eccellente nel mondo del calcio. Mi fa molto piacere il tuo invito, sono molto felice di essere qui. Tutti potrebbero pensare cosa c'entra la musica con un evento sportivo, eppure la musica accompagna sempre i grandi eventi sportivi. Assolutamente, la musica c'entra sempre con tutto, secondo me. Sta bene dappertutto la musica, perché racconta la vita, quindi poi Sicula Samba in particolare è proprio un inno all'amore e alla vita. Assessore allo spettacolo Carmelo Mazzella del comune di Pedara, siamo contenti di essere ritornati a casa vostra. Sì, una iniziativa bellissima che sposiamo con molto piacere, perché avere a Pedara un premio giornalistico regionale ci rende molto contenti e felici di questa iniziativa. Tra l'altro Tortorici è uno dei pochi che ricorda l'importanza di un giocatore storico come Pietro Anastasi, per cui si crea un momento per gli appassionati del calcio importante, e quindi siamo veramente contenti. Il rovescio della medaglia, cosa ti ricordi di Pietro Anastasi, se ti ricordi qualcosa? Io mi ricordo ben poco perché sono dell'84, quindi non ho ricordi da bambino, però chiaramente in città il personaggio è noto, e anche grazie alle edizioni del premio Anastasi fatti a Pedara abbiamo imparato sempre qualche aneddoto in più sulla vita di questo grandissimo calciatore.
Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Saranno 2 settimane da non perdere, la settimana di Natale e la settimana del primo dell'anno. Noi di Penalty saremo sempre con voi. Merry Christmas and a Happy New Year!